l'ufficio di vescovato, desidera un buon lavoro, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile marito di una moglie. Condizione per diventare vescovo nelle comunità dell'impero romano: non puoi diventare vescovo se non hai certe caratteristiche, tra cui devi avere la moglie, devi avere un matrimonio. Abitanti di Qumran, quando copiavano questi rotoli, sapevano che non soltanto profeti, nei libri di Mosè, anche sacerdoti si sposavano. Quelli che entravano nel luogo santissimo, perfino sommo sacerdote, c'era consiglio a Mosè che tipo di moglie scegliere per sommo sacerdote. Quindi non c'è incompatibilità, sessualità, spiritualità. Ti avvicini all'Eterno nel luogo santissimo, non devi essere sposato se sommo sacerdote. No, sommo sacerdoti nei libri di Mosè, nella Tanakh, erano sposati, anche i profeti molti erano sposati. E qui c'è proprio la condizione che nelle comunità dell'impero romano chi vuole diventare vescovo bisogna che sia irresponsabile, marito, prudente, ospitale, atto di insegnare, non dedito al vino, non litigioso, non amante del denaro, che tenga i figli, quindi che abbia perfino i figli. E lo sapete, non solo che sia solo marito, quindi sposato, vescovo, ma che abbia i figli, che li tiene con decoro. Sentite qui il testo, la prova. Se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Quindi avete capito? Cioè era una condizione, non puoi diventare vescovo di una comunità di questa corrente giudaico-cristiana dell'impero romano se tu non sei sposato. Devi essere sposato, devi essere marito di una moglie e avere anche dei figli, perché da quello si vede se sei capace di prendere cura della comunità. E poi dice similmente anche i diaconi. Similmente anche i diaconi c'erano le condizioni, quelli che aiutavano la comunità e così via. L'altra cosa interessante che fu detta, che loro sapevano e conoscevano, in tutto l'impero romano scrivevano, ecco per esempio in Grecia, Corinto era una città come molte città dell'antica Roma, in cui c'erano le pratiche dedicate ai templi con la sacra prostituzione, dedicati a Venere, i riti di fertilità e così via. Quindi quando a Corinzi scrive Apostolo Paolo, ebreo, dice a queste comunità, riguardo a cose che avete scritto, sarebbe bene che per l'uomo non toccare donna, che diventate, dice lui, come io che mi sono dedicato alla missione. Però dice, a motivo della fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. E il marito renda alla moglie il dovere coniugale e ugualmente la moglie al marito. La moglie non ha potestà sul proprio corpo ma il marito. Nello stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo ma la moglie. Non privatevi l'un dell'altro e così via. E quindi parla praticamente che io, dice, vorrei che tutti gli uomini fossero come me, liberi, che si dedicano alle cose di Dio, alla missione. Ma dice, ognuno ha il suo proprio dono. Quindi chi in un modo, chi in un altro. Quindi chi dice non ha autocontrollo, si sposino, perché è meglio sposarsi che ardere. E quindi dice queste cose qua, che il matrimonio, oltre la benedizione di avere una persona e quindi che tu ami e quindi puoi stare insieme e così via, è anche una barriera contro immoralità che ci sia intorno. E questo loro sapevano, quindi non soltanto che, e poi potete leggere nel settimo capitolo della prima Corinzi altri consigli che dà. E quindi questo consiglio che dà è molto importante, c'è tutto un lungo capitolo che parla riguardo questa sfera, che riguarda il matrimonio, sessualità, altre cose. Dice, per le persone che invece sono sposate con le persone che non appartengono alla fede, dice di non divorziare da loro, no? Magari, dice, non si sa, possono convertirsi e così via. E poi l'altra cosa buona dice che la moglie è legata al marito finché egli non muore, oppure, come è stato detto e come Gesù ha insegnato, nel capitolo 19, mi pare, del Vangelo di Matteo, Gesù dice che divorzio è possibile, non si può dare come Mosè ha permesso per la durezza del cuore all'Israele di mandare la moglie per ogni sciocchezza. Dice all'inizio non era così, né poligamia né questi divorzi, ma dice solo si può nel caso dell'adulterio. Non è obbligatorio mandare la propria moglie o divorziare, oppure la moglie
praticamente se uno è vittima in un matrimonio che è stato tradito, se non riesce a perdonare, ha il diritto solo in quel caso di divorzio. Se riesce a perdonare e passare sopra, benissimo, non è obbligatorio divorziare, però dice solo in quell'occasione si può divorziare. Hai il diritto di divorziare e hai il diritto di sposarti un'altra moglie, oppure una donna che è stata praticamente tradita e quindi innocente e ha sofferto, può divorziare e ha il diritto di un altro matrimonio. Quindi ha il diritto in questo caso qui. Questo i discepoli sapevano, ma per le persone che sono praticamente già sposate, sentite qui cosa si dice. Si dice è buono che rimangano in quelle condizioni e non divorziare, anche se magari hanno dei mariti che non sono credenti e così via. Vicino al piedi del monte Sinai, quando gli ebrei erano raccolti, guardate che cosa fu rivelato a loro. L'Eterno parlò, questi sono i rotoli che gli abitanti di Qumran copiavano 5 libri di Mosè. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele e di loro: io sono l'Eterno il vostro Dio, non farete come fanno nel paese d'Egitto dove avete abitato. Adesso avremo l'occasione di vedere cosa facevano nel paese d'Egitto. Allora, l'Egitto non sono solo le piramidi, l'Egitto sono molte tante altre cose, e adesso c'è una descrizione che riguarda i costumi che gli egiziani avevano grazie ai rotoli del Mar Morto, rotoli di Qumran, rotoli che gli abitanti di Qumran copiavano, dove l'Eterno racconta cosa siete stati abituati a vedere in Egitto, quello che loro facevano e quello che voi non dovete praticare. Guardate qui, questa è una rivelazione che non soltanto dice non farete come fanno nel paese d'Egitto dove avete abitato, e non farete come fanno nel paese di Canaan dove io vi conduco. Voi non seguirete le loro usanze, metterete in pratica i miei decreti e statuti mediante i quali chiunque li mette in pratica vivrà. E poi c'è un elenco di pratiche sessuali che in Egitto facevano. Un elenco non soltanto che facevano gli egiziani, che in quell'epoca anche cananei in altre parti del Medio Oriente facevano, per loro era normale. C'è l'incesto, accoppiarsi relazioni con la madre, con la sorella, con le bestie, con gli animali, con tante altre cose. C'è l'elenco praticamente molto drastico, difficile da leggere, ci vuole stomaco forte e così via. E dice: non ti accosterai a una donna per scoprire la sua, tra queste pratiche, nudità durante la impurità menstruale, oppure neanche di avere relazioni carnali con la moglie del tuo vicino, quindi neanche adulterio, tra queste pratiche. E poi dice: non permetterai che qualcuno dei discendenti sia offerto a Molech, una divinità antica, idoli, non avrai relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Non ti accoppierai con alcuna bestia per contaminarli con essa, né alcuna donna si accosti ad una bestia per accoppiarsi con essa. È una perversione ripugnante. Queste pratiche qua, grazie a queste rivelazioni, erano fatte in Egitto, erano considerate costumi normali. Queste pratiche qui venivano fatte nel paese di Canaan, nel Medio Oriente, erano considerate pratiche normali. E si sta parlando di una sessualità completamente depravata, di una decadenza. E dice: non vi contaminate con alcuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per scacciare davanti a voi. Il paese è stato contaminato. Dice: per questo voi servirete i miei statuti e così via e così via. E dice: non fate così perché il paese non vi vomiti come ha vomitato la nazione che era prima di voi. Voi lo sapete che dentro la terra assorbe tutto, anche gli escrementi. Vi ricordate quando si parla di norme igieniche? Se dice fate queste cose, diventate una cosa che perfino la terra che accetta tutto, ecco questo, come se per dire, non accetterà. È una cosa molto forte descritta qua. E dice: non fate queste cose qua e non seguite i loro costumi abominevoli e così via.
C'è questo elenco e quindi queste cose qua che sono state descritte, anche non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, per le loro divinità. Dice perché tutti quelli che fanno queste cose, chi evoca morti, stregone, spiriti, dice a motivo di queste abominazioni scaccio davanti a te, tu sarai diverso da loro. Dice loro, queste nazioni, hanno dato ascolto a indovina ai maghi. Ecco perché sono arrivati a questo livello. Quindi quando si segue una via fuori di lui, quella cosa bella, meravigliosa, sessualità, diventa modificata, diventa usurpata, diventa decade, modificata, degenerata, che diventa una depravazione, una benedizione che poi si rivela una maledizione. E quindi queste cose qua, abitanti di Qumran copiavano, si parla che non ci sia la donna che si dedica in Israele alla sacra prostituzione, come in molti paesi si faceva in Egitto, si faceva a Canaan e anche poi anche in altre civiltà, e che anche l'uomo non si dedita alla sacra prostituzione. E poi si sta parlando anche della importanza della verginità, di non avere rapporti prima di essere sposati, prima di entrare praticamente, perché è stato considerato chi lo facesse come se avesse disonorato una fanciulla che praticamente la trascina è un atto del genere. E cosa interessante, visto che si parla di evitare di accoppiarsi con un uomo come se fosse una donna o la donna con la bestia e così via, si sta parlando anche di evitare il fatto di travestimenti, anche contro la omosessualità, contro questa prostituzione sacra e così via, e dice la donna non indosserà abiti da uomo né l'uomo indosserà abiti da donna perché chiunque fa tali cose è un abominio all'Eterno il tuo Dio. C'è questo travestimento, no? Dove le parti si invertono, dove tutte le cose legate alla prostituzione, alla depravazione, dove si mescola tutto praticamente, dice non è buono. Cioè uno si veste da l'uomo, voi sapete che c'erano le tuniche, però anche se erano tutte come oggi che alcuni portano praticamente in alcuni paesi, oppure voi sapete in Scozia ci sono le gonne per gli uomini, ma sono il modello maschile. Le donne non mettono quel modello maschile, si vestono in maniera femminile, quindi in ogni nazione, in ogni epoca, quando c'erano anche i romani, c'erano gli ebrei, c'erano le tute che erano simili ma sono diversi del taglio per gli uomini e le donne. Quindi si dice di evitare le cose dove gli uomini si tramutano, sembrano le donne, e poi dice di evitare queste pratiche che altri facevano. Poi arriva l'uomo, si accoppia con un uomo che gli assomiglia, tutta vestita, sembra la donna e così via. Quindi tutto questo veniva praticamente evitato e sconsigliato. E che questo sia conosciuto nel Nuovo Testamento, dove ebrei e giudei intorno a lui praticano, insegnano le stesse cose, è chiaro, perché si vede dal testo che possiamo tradurre e c'è tradotto dal greco. Sentite qui, parla ai Corinzi. A Corinto, nell'epoca romana, c'era la sacra prostituzione nei tempi, Dea Venera e tante altre cose, quanti riti si facevano. Per i greci era normale la fornicazione. La fornicazione in greco, pornè, che se dovessimo proprio tradurre in italiano sarebbe come puttaneggiare, no? Cioè, non è adulterio. Adulterio, uno è sposato, va con una donna e quindi fa adulterio la donna altrui o col marito e così via. Qui si sta parlando di un uomo libero, va con un'altra persona che non è donna di nessuno, libera, e quindi poi dopo questa va con un'altra ancora, e quindi non c'è una relazione matrimoniale che sono insieme e sono fissi, no? Quindi come in qualche maniera pornè la prostituzione, puttaneggiare, persone libere fanno con libere e si scambiano sempre partner, e quindi dice questa cosa qui per i greci era normale, per i romani e così via. Cosa succede? Qui questi giudei intorno a Messia scrivono le cose in stridente contrasto con la società e i costumi romani e greci per Corinti, per quelli di Corinto. Ai Corinzi scrive, traduzione: non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate,
perché i costumi che aumentano intorno possono ingannare, ti trascinano, perché fanno tutti, dicono che è tutto ok. No, non vi ingannate, né i fornicatori oltre ingiusti che non erediteranno il regno dei cieli, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati. Attenzione, non dico io, quello che leggo c'è scritto nelle epistole, traduzione dal greco, delle comunità giudaico-messianiche dell'impero romano, né gli omosessuali, né i ladri. Vorrei spendere 2 parole sul caso di re Davide e Jonathan. Avevano un affetto d'amore puro, platonico. Non erano mai tentati e hanno avuto mai desiderio di accoppiarsi come l'uomo che fa con la donna e viceversa. Tra l'altro Jonathan era sposato, aveva la moglie Davide idem, che era re di Israele dopo. Ma dice il testo, Jonathan amava Davide come anima sua. E Davide, quando muore Jonathan e il suo padre re Saul, è talmente addolorato che scrive un canto funebre di dolore e tra le righe di questo canto poi parla di Jonathan così. Jonathan, fratello mio, il tuo amore, il tuo affetto per me mi era prezioso dell'affetto delle donne. Quindi a Davide piaceva l'affetto della sua moglie e così via, ma l'affetto e l'amore che Jonathan provava per lui gli era più prezioso. Non si sta parlando di atti di accoppiarsi come si accoppiano 2 uomini come con una donna. Qui si sta parlando di un'affettività pura che si ferma lì, non ha niente da vedere altro con altre cose. Qui invece dice, non vi ingannate, perché per greci e romani tutto era permesso, tutto era possibile. Figuriamoci, i greci è quello che i romani facevano, quindi né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. E qui una bella notizia, guardate che bella. Or, tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. C'è la notizia buona che nelle comunità giudaico e cristiane messianiche c'erano omosessuali, ma sono diventati ex omosessuali. Non erano più omosessuali, ma erano omosessuali. C'erano le persone nelle comunità giudaiche cristiane nell'impero romano che erano effeminati, erano fornicatori, erano adulteri, ma erano poi diventati ex adulteri, ero fornicatore come, ma poi dopo, non per la mia forza, per la forza del Spirito suo, per la sua giustificazione sono reso giusto, ma prima mi ha lavato, mi ha reso diverso, lui col suo Spirito. Questa è buona notizia. Quindi si sta parlando che ci saranno nell'impero nuovo, quando arriva Messia, tanti omosessuali, tante prostitute, tanti fornicatori, tanti adulteri, ma perché con l'aiuto suo sono diventati ex omosessuali, ex adultere, ex fornicatori, ex effeminati. E questa è buona notizia. L'uomo da solo non ce la fa, è una schiavitù. Ma con l'aiuto suo spirito può diventare, come le comunità erano diventate libere. E disse Paolo, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Lo sapete quante malattie si contraggono tramite i rapporti sessuali e così, che sono già successe nel passato, queste malattie che ancora oggi continuano e spesso sono proprio il frutto di travaglio, di caos che è legato a infrangere queste vie così. Perché ricordateci, oggi ci sono le persone che vanno nei bordelli per stuprare animali. In Danimarca stanno facendo sul Facebook la petizione raccolta le firme per abolire questa cosa qui. Per Danimarca è legale che ci siano bordelli per stupro degli animali. Immaginate quante malattie. Per gli egiziani era normale accoppiarsi con le bestie. Per i cananei era normale, per Sodoma era normale, la gente di Sodoma era normale, ma anche per quelli d'Egitto. Ancora oggi per molte persone questo è normale. Però si dice, a parte tutte le malattie che possono e ci sono a causa di tutto questo travaglio, si dice che lui può, come dice Rota Prima Grota, cambiare ogni cosa. Se uno si rivolge a lui, come dice Paolo, ogni cosa mi è lecita ma non è vantaggiosa,
perché può dominare su di te e diventi schiavo di quella cosa lì. Non riesci a liberarti da solo. E se una cosa ti domina, hai perso la libertà. È così. E dice il corpo non è per fornicazione, bensì per il Signore, il Signore per il corpo, quindi è un tempio. E queste cose qua, ebrei hanno sentito, e abitanti di Qumran sapevano. Quando andrete, non seguirete l'esempio di quelle nazioni che erano prima di voi, neanche ti devi informare dei loro dei. E dice, tu non farai come loro, come hanno fatto, perché hanno fatto delle cose abominevoli che l'Eterno detesta. Hanno persino bruciato nel fuoco i loro figli e le loro figlie, in onore dei loro dei. E per questo disse, abbiate in cura di mettere in pratica queste cose qua, perché non deve soggiogare qualcosa sopra di voi, prendere dominio e iniziate a servire le strade che all'inizio vi sembrano non normali, poi diventano normali, poi li desiderate e diventate schiavi a fare le cose strane. E quindi dice, non aggiungete nulla e non toglierai nulla da queste cose qua che io ti ho messo, le cose che ti ho comandato di mettere in pratica. Parla nel capitolo 4 di Deuteronomio, rotoli che erano molto copiati, sono tra i rotoli preferiti, giunti in molte copie di tutti i 5 rotoli di Mosè, tra i rotoli del Mar Morto. Rotoli di Deuteronomio è giunto in ben 32 copie, molto amato dagli ebrei. Dice che il contatto con le altre nazioni, anche se hanno avuto costumi diversi da quelli ebraici, non dovevano staccarsi da loro, dire non abbiamo contatto perché siete perversi, siete diversi, fate cose strane. No, non dovevano sottrarsi dal contatto con gli altri popoli, dovevano fare l'amicizia, dovevano avere contatti con loro, perché qui dice così, osserverete in pratica queste cose qua e questa sarà la vostra sapienza, la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, altri popoli, udendo parlare di tutti questi statuti, diranno: questa grande nazione è un popolo saggio, intelligente. Cioè vedere le leggi sull'alimentazione, sulla salute che abbiamo visto e altre, sono leggi sagge, intelligenti per la scienza medicina moderna di oggi che 250 anni fa ha scoperto che è buono lavarsi le mani prima di un intervento chirurgico. Sono rotoli straordinari rispetto all'astronomia moderna e rispetto a Galileo, scrivere le cose che hanno scritto, che la Terra è sospesa nel nulla e quindi non è piatta e così via. Quindi potevano avere, si diceva, contatto con gli altri, non dovevano chiudersi nel loro guscio e dire ok, voi vi accoppiate con le bestie, non vogliamo sapere nulla con voi, fate incesto, pedofilia e altre cose, non vogliamo... No, potevano avere contatto in modo che altri potessero sentire delle cose sane, della luce giusta, direzione buona. L'unica cosa è che non dovevano contrarre matrimonio con loro. Non darai le tue figlie e i loro figli a loro, né prenderai i loro figli per i tuoi figli, perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me per servire altri dei. E quindi c'è il rischio che ritornano a fare le pratiche che fanno gli altri popoli, gli altri costumi. Perché? Contatto, amicizia, ma non matrimonio. Nel matrimonio, quando si hanno rapporti sessuali e coinvolge la parte emotiva, corpo, tutto quanto, l'uomo non è più la stessa cosa, ci si unisce, c'è un condizionamento, c'è una simbiosi diversa, gli influssi sono grandi. Ecco perché si dice, ok, amicizia, puoi parlare, contatti, ma non matrimonio, chi segue una fede diversa. Chi segue idoli fa queste cose qua, non avere né dare e consigliare ai tuoi figli di contrarre matrimoni con loro. Se si convertono, sì. Voi sapete che nei scritti c'era scritto che una prostituta di Gerico, all'epoca quando sono usciti gli abitanti ebrei dall'Egitto, una prostituta di Gerico si è convertita. Lei pensava che un costume normale, che tanti cananei facevano una cosa normale, viveva, aveva sentito parlare di Dio degli ebrei, di questa nazione, è venuto in contatto con ebrei e israeliti, ha creduto che succederanno le cose come Dio fa, è stata risparmiata la sua vita, lei si è convertita e lo sapete una cosa? È entrata nella genealogia del Messia, Dio l'Eterno, lei è sua mamma. Sua madre, sua bis madre, nonna. Cioè proviene da una prostituta,
ma una ex prostituta. Quindi è bellezza che può passare su ogni cosa, perché lei si è convertita, ha lasciato questi idoli, ha lasciato le cose che facevano queste pratiche, si è sposata con un ebreo e quindi prese in moglie. Da quella genealogia nascono poi in seguito stirpe di Davide, in Giudea i re, da qui nasce anche il Messia. Quindi ha scelto una genealogia quella. E lo sapete una cosa bellissima, è questa cosa qui, che anche se uno ha fatto queste pratiche, può essere ritenuto degno per grandi cose dopo grazie al suo sacrificio, al suo aiuto e la capacità di liberare la persona di quelle pratiche e di prendere una via sana, buona, perché questa poi si poteva sposare. Non era vietato sposarsi con una donna che era un'ex prostituta, una donna che adorava idoli, adesso non adora più, crede nel Dio vivente, quindi siccome è diventata diversa, si può sposare. Non c'è vieto di sposare perché è la stessa fede. Crede in lui invisibile, non fa più le cose di prima, quindi si può sposare. Ma non si potevano contrarre matrimoni mai con le persone. Infatti il problema oggi spesso è che quando le persone contraggono velocemente i matrimoni non conoscono le persone, accettano le cose che poi si risulteranno pesanti e difficili da portare avanti. Quando uno va a comprare una macchina, mette così tanto tempo e attenzione di scegliere prima di fare contratto, prima del contratto della compravendita tra l'agenzia che ti vende la macchina, perché si vuole sapere tutto, non si vuole avere conseguenze, si vuole sapere quanto spende di benzina, i pezzi, quanto costano, manutenzione, un sacco di cose, tutto si vuole sapere. E poi si compra. Invece per le cose così gravi, importanti e decisive nella vita come matrimonio, scelta di una persona, a volte le persone decidono un batter d'occhio, colpo di fulmine. Mi è piaciuta una sensazione di formicolio che poi va via e ti ritrovi con tante cose se non prendi in considerazione i consigli che l'Eterno dà sulla scelta del matrimonio e anche sui costumi che vengono fatti, anche sulla fede. Perché se quella persona segue determinati costumi, non è rivolta a lui, non puoi fidarti che quella persona rimane su quella strada, potrebbe essere trascinata a seguire molte cose che tu non ti va di entrare in queste tragedie. E quindi questi consigli che gli abitanti di Qumran leggevano sia sulla sessualità sia sulla scelta e sul matrimonio. Ah, c'è un'altra donna che è stata scelta nella stirpe, una Moabita, la bisnonna di re Davide, che diventerà anche la bisnonna di Messia Gesù, è una Moabita, una donna straniera, che tra l'altro non era nemmeno vergine, era vedova, era già sposata. Poi cosa è successo? Anziché adorare dei di Moab, si è innamorata di Dio di Giudea, è venuta con la sua suocera, Noemi, in Giudea dice: dove tu vai te, io sarò con te, il tuo popolo, il mio popolo, il tuo Dio mi piace, il mio Dio. Gli era così simpatica l'Eterno Dio Messia che ha detto: ok, questa, quando si è sposata, è diventata la moglie di Boz, un giudeo, e dice: da questa stirpe, Boz è bisnonno di re Davide, verrà l'Eterno. Anche se straniera, non puoi contrarre finché hanno una fede diversa, adorano dei diversi, hanno costumi diversi, ma se si converte, sì, fa parte del popolo. E la stessa cosa i suoi discepoli insegnavano, di non sposarsi con le persone di altra fede, idolatri, con non credenti, non devono contrarre matrimonio. Prima, nella Corinzi capitolo 7 e così via, Apostolo dice: se tu sei stato già sposato e ti sei convertito dopo, tieniti il tuo marito non credente, non separarti, no? Perché non si può separare tranne per fornicazione, adulterio, no? Per dire. Insegnava lui. E loro sapevano, quindi tieniti il marito, magari si converte e così via. E dice: la donna è legata al marito e il matrimonio finché o c'è tradimento, infedeltà coniugale, adulterio, oppure la morte. Ma non è necessario per forza, se si riesce a perdonare, divorziare. E loro insegnavano di tenersi i partner non credenti, quelli che hanno saputo dopo per la fede, dice non divorziate, ma quelli che sono nella fede dicevano di non sposarsi con non credenti, di non sposarsi con le persone fuori delle comunità. E infatti
la stessa cosa come ai libri di Mosè l'Eterno disse non contrarrai matrimonio con altre nazioni che fanno queste cose qui, sono fede diversa, dice così, non vi mettete, dice Paolo, ora in contraccambio parlo come ai figli, allargate il cuore, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente, come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro. Quindi, chi è suo non deve contrarre un matrimonio. Se già sposato prima si converte, tiene, il partner magari si converte. Non credente o idolatro, o un'altra fede diversa, costumi diversi. Però chi non si è sposato ancora e sa nella fede di non contrarre matrimoni con quelli fuori, perché sono due spiriti diversi. Uno va da una parte, un'altra fede, l'altro... espressione, una delle espressioni per il maligno, esseri celesti ribelli malefici, sarebbe il principe delle tenebre, il nemico praticamente al Messia e al bene. Quindi di non avere comunione, relazione e non sposarsi, non mettersi con lo stesso gioco con infedeli, con non credenti, con quelli che adorano gli idoli e così via, cosa fedele con fedele e così via, è il Tempio di Dio con gli idoli e Cristo con Belial. E quindi le stesse cose che i giudei intorno al Messia nell'impero romano propagavano erano scritte già dentro i rotoli della Tanà. E guardate una cosa scioccante, che nei rotoli si parla le depravazioni che avevano popoli a Sodoma e Gomorra. Nel Bereshit ci sono capitoli, preferisco non leggere insieme a voi, se volete leggete per curiosità a casa vostra, alcuni episodi. Loro copiavano ed era necessario leggere tutti i giorni la Torah, 5 libri di Mosè della Tanakh, per vedere dove si arriva l'uomo quando si abbandona senza l'Eterno e inizia a seguire costumi che all'inizio sembrano innocui, ma ti portano poi a fare le cose che non hai assolutamente pensato e immaginato di fare. Allora, si parla di Abramo che andò ad abitare a Sodoma e dice la gente era depravata e peccatrice contro l'Eterno, grandamente. E quando Abramo parla con l'Eterno dice che avrebbe risparmiato quella città perché grido, violenze, stupri, tutte le cose tremende che accadevano, e depravazione era grande, che bisognava porla fine, doveva interagire. E ad Abramo promise, se ci fossero 10 giusti, che non fanno queste cose qua, risparmierà tutto quello che sta succedendo in quella città. Anche se sono da essere eliminati, li terrà ancora in vita, non sono problemi. Alla fine non furono trovati nemmeno 10 giusti, nemmeno 5. E quelli pochi, 4 che erano, dissero uscite dalla città. Quando l'Eterno con 2 esseri celesti materializzati entrano come viandanti nella Sodoma, Lot si offre di ospitarli. Dal più piccolo, i bambini, ai più grandi hanno bussato alla porta cercando di conoscere quegli uomini. Portali fuori, vogliamo avere rapporti con loro. E lui, per guadagnare tempo e calmarli, Lot dice non fate un male, non fate così, e per distrarre dice ho 2 figlie che sono vergini, volete che gli porto loro? È una trattativa. E loro si arrabbiano con lui, non vogliono neanche quelle. Dicono costui è venuto qui come straniero e vuol far da giudice, ora faremo a te peggio che a quelli. E spingendo Lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta. Lì c'erano dal più piccolo al più grande. Si dice che avevano rapporti, come in Egitto, anche peggio, con gli animali, con le bestie, in gruppo, incesto, di tutti i colori, stupri, una violenza, una cosa incredibile, come vedete qui. E quindi non c'era rimedio da fare, che è quello che è successo dopo l'eliminazione di Gomorra. Lo sapete una cosa interessante? L'unico posto della terra più basso del pianeta è la zona dove c'era Sodoma e Gomorra. Sembra come se una bomba atomica del cielo, il fuoco dal cielo e zolfo, ha fatto un buco enorme. Nel nostro pianeta non c'è un buco, il posto più basso della terra è Sodoma e Gomorra, Mar Morto.
Mar Morto sta a 400 metri sotto il livello del mare. È la zona desertica in cui stavano queste città. E cosa interessante, dice che ha piombato zolfo e fuoco da parte dell'Eterno, ha fatto piovere dal cielo. In quella zona la caratteristica del Mar Morto e dei minerali e sale che ha, uno degli elementi minerali componenti è zolfo. Vedete come tornano le cose? E non solo, un'altra cosa, come se non bastasse. Come è possibile perdere di vista i costumi? Se non ci sono certe regole per sapere, e l'aiuto dell'Eterno, qual è la via sana, uno perde. 2 figlie che erano vergini, perché erano citate, che non hanno mai conosciuto l'uomo, di Lot, ma solo col fatto che non hanno partecipato a nulla di quello che facevano, perché erano vergini, a Sodoma, ma solo il fatto di aver vissuto e vedere tutti i giorni quello che accadeva, per loro era normale. Quando erano nella caverna con il loro padre, hanno detto: ubriachiamo il nostro padre, non c'è la nostra madre, è morta, dobbiamo avere una discendenza del nostro padre, fare il figlio, facciamolo ubriacare, di notte ti corichi te, poi io, tutte e 2 rimasero incinte. Cioè già solo il fatto che erano in quella città, vedere tutto, gli ha screditato a pensare che queste cose che hanno fatto fossero una cosa normale. E da qui nascono 2 nazioni da questo incesto, Moab e Ammoniti. Da Moab, da questa nazione prodotta dall'incesto, viene la Moabita Ruth. C'è il rotolo di Ruth che parla che è bisnonna di Davide, da qui ci sarà il Messia, e così via, e così via. Allora, cosa interessante, quando si vedono questi rotoli, praticamente le pratiche che loro facevano, si dice anche che è molto importante non contrarre matrimoni e non associarsi a queste pratiche. Sansone, che era forte, un giudice, che i filistei non riuscivano a vincere, è caduto tramite la sessualità e relazioni che ha avuto con Dalila, è stato privato di forza, accecato e sconfitto. Israele, che era forte, nessuno lo poteva vincere, protetto dall'Eterno, prima di entrare nella terra di Canaan c'erano le donne moabite che si offrivano a coricarsi, a fornicare, e cosa è successo? Li hanno ubriacati, si sono arrivati al punto di adorare idoli e sono stati sconfitti. Davide ha tolto gli occhi dall'Eterno, ha guardato una donna di un altro, è stato trascinato, ha commesso l'adulterio e anche ha ucciso, ha ordinato la morte del suo marito, ha pagato caramente, quell'uomo caro a Dio ha pagato caramente tutte le conseguenze che sono venute in seguito addosso. La spada non si è allontanata da casa sua, ha perso un figlio, sono successe tragedie e così via. E quindi cosa interessante è questa qui, si sta parlando dei figli di Dio e le figlie degli uomini della stirpe di Caino. I figli di Set prima del diluvio erano considerati discendenti di Set. I figli che non seguivano come figli di Caino erano malvagi, venivano detti non figli di Dio ma figli dell'uomo. I figli di Set, siccome non erano malvagi, mettevano in pratica le cose che Adamo gli ha insegnato e Set, erano considerati figli di Dio, che ubbidivano le cose di Dio. E loro si sposavano tra di loro, tra la discendenza di Set. Non si dovevano sposare con le figlie e figli discendenze di Caino, che venivano considerati figli di uomini. Quando poco prima del diluvio tutta la terra va in corruzione, e lo sapete perché è venuta? Perché c'erano matrimoni tra i figli di Set, considerati figli di Dio, che non dovevano contrarre matrimoni con figli degli uomini, discendenti malvagi, figli non considerati di Dio perché facevano quello che non erano opere di Dio, figli di Caino, figli degli uomini. E lì, quando hanno fatto questi matrimoni che non dovevano essere fatti, hanno perso subito usanze buone. Dice tutta la terra si è corrotta in seguito a questo. E ci fu il diluvio. Quindi è molto importante il matrimonio e gestire la sessualità. E queste cose qua che sono descritte, che i suoi discepoli sapevano, hanno descritto che lui disse che prima del suo ritorno ritorneranno le stesse cose che sono successe ai tempi di Sodoma, in cui Lot uscì, così sarà nei giorni in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Secondo profezie di Daniele, Messia sta per tornare, e in questi giorni non è che succederanno cose nuove, succederanno cose antiche.
le stesse vecchie, perverse, depravate, abominevoli che succedevano all'epoca di Sodoma, cioè accoppiarsi con gli animali, scambio di coppie, di gruppo, stupri, pedofilia, turismo sessuale, tutte le cose che sappiamo e ormai sono pieni i giornali, che dice così fu ai tempi dell'epoca di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Vedete qui, il tradimento, l'adulterio è diventato una cosa nulla. Se voi calcolate, nella Costituzione italiana, dopo la Seconda Guerra Mondiale, adulterio era elencato, poi è stato tolto, come una cosa vietata dalla legge. Non è più. Quindi l'hanno tolto. Quindi una cosa che una volta era considerato adulterio come una cosa non buona secondo la legge, non legale neanche secondo la legge, è stato dato un costume che la mentalità cambia e dice ma no, cosa vuoi che sia? Ti cari con la moglie o marito del prossimo, tuo, così via, è tutto ok. Siamo arrivati a oggi praticamente, se aprite sul sito statistiche sull'adulterio, si sta parlando praticamente di 70%, 7 matrimoni su 10 tradimenti coniugali e così via. Tradimento va di moda in Italia e così via e così via. Poi figuriamoci i testi che parlano di non accostarti ad avere rapporti con la moglie del tuo prossimo e così via, le cose dei rotoli come adesso sono in ancora più grande contrasto, stridente la differenza è abissale. Sempre più italiani praticano lo scambio di coppia, una moda sempre più accarezzata, scambio di coppia, moda fra gli italiani e così. Statistiche dicono che le coppie dedite a questa pratica sono in aumento e così via, stanno parlando di numero e così via. E quindi oltre questo non si fermano qui, non soltanto che bastano scambi di coppie, le cose che erano impensabili 40-50 anni fa che succedessero in Italia, tutti questi siti annunci che fosse una cosa normale, ma è vero, si realizza la profezia che negli ultimi tempi, cioè si realizza non perché fu detto così, fu detto perché si sapeva come sarebbero arrivati i tempi, di nuovo tempi come ai giorni di Lot. Ai giorni di Lot praticamente anche i bambini dal più piccolo erano coinvolti. E infatti oggi si dice la violenza sessuale, atti sessuali con i minorenni è in aumento, violenza sessuale di gruppo è in deciso aumento, si passa da 598 casi nel 2002 a 700, aumento di 30%, la maggior parte delle vittime si colloca da 11 e 14 anni. Poi si parla nel 2002 rispetto al 2003-2004, incremento di 40%, poi rispetto al 2002-2003 52%. È impressionante, ma se andate a vedere non solo l'Italia, a livello mondiale, le statistiche che ci siano, la nostra città, cioè la nostra società, i costumi della nostra società e anche purtroppo a livello mondiale, non soltanto nazionale, guardate, c'è un rapporto che potete trovare, dossier pedofilia, parte prima pedofilia nel mondo, abusi e violenza sui bambini, 220 milioni di vittime. Il quadro, i bambini che subiscono le informazioni dell'ONU, in 106 paesi sono ammesse ecco qua, in 106 paesi sono ammesse le punizioni nelle scuole, rapporto elencano diversi tipi di violenza, 150 milioni di ragazzini sotto 18 anni, che sono il 14% della popolazione mondiale, 78 milioni di ragazzi, 82 milioni di ragazzi si sposano prima di 18 anni e così via. 2 milioni i bambini in stato di schiavitù sessuale. Il traffico internazionale smercia ogni anno da 700.000 a 1 milione di persone, l'80% di donne, 50% bambini. Il rapporto dell'ONU 2004 rendono 2,5 miliardi di dollari all'anno dopo la droga e le armi e il mercato più redditizio. 44 milioni di bambini navigano in internet ogni anno, 29.000 siti pedofili nel mondo, dati del 96-2000 e così via e così via. E quindi per non allargarmi uno potrebbe poi vedere anche nei siti. Quindi turismo sessuale, pedofilia, Thailandia e tanti altri paesi, praticamente quello che è successo, sono in costante crescita. E fu detto, ci sarà come i tempi di Lot,
Chiudiamo i bordelli di animali in Danimarca. Bordelli in cui, ecco qui l'azione di raccogliere firme contro i bordelli dove vengono stuprati animali. E c'è gente che viene e paga queste cose qua. Quasi tutte le cose pratiche non mancano, che quelle accadevano all'epoca ai tempi di Lot. Dice, confessione shock di un giovane tedesco, amo il mio cane, come scoppare coi cani. Secondo le statistiche 1 su 10 delle donne dichiarano di aver fatto sesso con animali, e così via e così via. Guardate qui, recente, in Egitto via libera al sesso con le mogli morte. Egitto, le donne lottano contro la nuova legge. Mobilitazioni in tutto il paese contro il progetto dell'esecutivo a maggioranza islamica. Le donne egiziane si stanno mobilitando nel paese per impedire al nuovo governo a maggioranza islamica di varare 2 discusse leggi. Una legalizzerebbe i matrimoni con ragazzine fino a 14 anni, l'altra permetterebbe agli uomini di avere rapporti sessuali con la propria moglie anche dopo la morte della donna entro 6 ore dal decesso. Queste sono notizie TGCom 24, Mediaset, IT e così via. È impressionante, ma è così, per non parlare di stupri, troppi stupri in aumento in varie parti del mondo e così via. E dice, succederà come i tempi antichi, gli uomini con gli uomini, donne con donne, invece di seguire e avere rapporti normali e così via, uomini si sono accesi, infiammati di passione gli uni per gli altri e così via. Infatti, se andate su Wikipedia vedrete che negli anni 60 del 1800 c'erano i tentativi di riconoscere, di emancipare la omosessualità, mentre nel XX secolo è partita dalla metà degli anni 50 un'accelerazione con un aumento della visibilità e dell'accettazione. È vero, quindi ritornano le cose come erano in Egitto, come erano praticamente, a tal punto che alcuni giornalisti dicono ma è possibile, società 25 anni dalla nascita, il movimento si celebra, invade la società, siamo tutti gay, ironizzano e così via. Quindi diventa una cosa normale che 70-80 anni fa non si immaginava, ma è diventata in realtà delle stesse cose che succedevano. Le malattie, l'AIDS, le malattie che sono legate anche alla malattia sessuale trasmissibili, c'è un boom. E la statistica praticamente danno dei dati allarmanti in seguito a tutte queste pratiche. Riguardo la verginità, devo perdere la verginità entro fine estate, altrimenti mi sentirò una sfigata. La verginità, qui la società non attribuisce più alcun valore, è un fardello del quale liberarsi alla svelta per poter entrare nell'età adulta e così via. L'AIDS, l'attrice hard, tutte le conseguenze che succedono praticamente. In questa maniera cogliamo le conseguenze e le cifre della grande paura, l'AIDS e così via. Quindi diventa normale un costume della società dove chi ha avuto e ha avuto tante persone e cambia, non sposandosi, ma così andando da una persona all'altra e cambiando, diventa vista come una cosa particolare. 10 ragazzi per loro possono bastare per adesso, sono le regine delle conquiste, le imperatrici del gossip, le signore dei party e delle spiagge che contano. Quindi la società e i costumi ti propongono un modello dove in questa società, ecco 10 persone praticamente tutte diverse, poi un'altra ancora e un'altra ancora, altro che un rapporto intimo e così via. E fu detto che quando tutte queste cose accadranno la gente comunque conserverà l'apparenza della pietà. Si crederà che è tutto ok, che tutto è normale, siamo spirituali, vanno benissimo con la Tanakh, vanno benissimo con i Vangeli, vanno benissimo con il Nuovo Testamento, con la spiritualità e religione. Quindi fu detto così e queste cose si stanno realizzando. Le cose che anticamente sono state dette e descritte come cose non buone, non danno la felicità. La parola peccato in ebraico vuol dire mancare il centro, è un tiro a vuoto, una cosa che è vuota. Quindi non c'è gioia e benedizione e felicità in una sessualità così superficiale. Perché superficiale, altri, ci sono le conseguenze, malattie, tante altre cose che accadono e così via, stupri, depravazione, tutta una cosa, non c'è più una cosa e la gente sta cercando l'altra perché la vera via è nella via che l'Eterno ha rivelato.
Quella è la via della benedizione, della felicità, della semplicità, dove due persone si conoscono, stanno insieme. Una cosa molto bella è questa, che vorrei sottolineare. L'Eterno nel rotolo di Isaia dice così, e con queste parole vorrei finire esposizione stasera, così. Lasci l'empio la sua via e i suoi pensieri ritorna all'Eterno, cercate finché lo si può trovare, finché ancora c'è tempo di grazia. E Lui perdonerà tutte le cose e Lui è pietoso e benigno, praticamente passerà sopra le nostre cose. E dice, qualsiasi difetto nostro sia, io ho conosciuto le persone e in questo campo potremmo dire, elencando anche me, chi è senza peccato e la colpa scaglia la prima pietra, non c'è nemmeno uno. Ancora oggi, l'unico è l'Eterno Elohim Adonai Messie che era in terra, quando l'hanno portato sotto i suoi piedi la donna colta nell'adulterio e volevano che sia castigata, lui ha detto, chi di voi è senza le colpe, scaglia la prima pietra. Tutti sono andati via. L'unico che era senza colpa e che poteva farlo, ha detto a lei, neanche io ti condanno. Va e non peccare più. Col suo aiuto si può cambiare la vita. Io ho conosciuto, non solo che si può ricevere non condanna, ma perdono, perché ha preso le nostre colpe. Si può essere giustificati, si può essere ex effeminati, ex fornicatori, ex adulteri. E questo è bello, che lui dice, qualsiasi cosa sia, venite da me, prima che si chiuda il tempo. E io passerò sopra, vi cambierò, vi aiuterò io, vi purificherò io, ha pagato, ha preso lui le colpe. Per questo motivo io sono felice che sono amico di una ex attrice pornografica che si è sposata, vive un matrimonio etero, normale, diventata una donna integra, felice, sposata, praticamente di fede, che crede e aspetta la speranza del futuro. Io sono felice che ho un amico che è del sud Italia, che gli sono venuti nella mente i pensieri che è omosessuale, che è nato così, non può cambiare. Poi quando ho sentito che l'omosessualità è una cosa non sana, bella, normale, ha cercato l'aiuto e ha capito che c'è una via vera della sessualità, è quella che quando ha avuto cambiamento ha trovato la vera gioia in un matrimonio, oggi è sposato felicemente, etero, con una donna meravigliosa, ha 2 figli, felicissimo, felice. Quindi senza di lui non possiamo assaporare la vera gioia della vita, ma cambiamenti con lui possono accadere. E soprattutto c'è una cosa da dire. Le colpe che sono legate alla sfera sessuale, alla sfera morale o così via, di solito le colpe legate a coloro che si ubriacano, si distruggono, perché sono cose visibili. Cioè chi si ubriaca è dipendente dall'alcol, è una cosa visibile, dà fastidio, fa chiasso, e viene criticato, viene puntato dito. Le persone che hanno le colpe nel campo della immoralità si vedono facilmente, sono puntate dalle persone, perché nella nostra società ancora oggi, dopo tutto quelle che abbiamo visto statistiche riguardo il mondo dell'Italia, come si dice, hanno detto bene, c'è molto moralismo in Italia ma poca morale, c'è molto perbenismo ma poco bene. E di solito si odia il peccatore, il colpevole che fa queste cose, ma si ama il peccato, si amano quegli atti. E quindi c'è una grande ipocrisia e soprattutto quando si indicano queste colpe, di solito, siccome sono molto evidenti, facilmente si vedono anche, vengono criticate spesso dalle persone, mentre negli occhi dell'Eterno, quelle anche se sono colpe, sono peggiori le colpe che non si vedono come egoismo, come arroganza e avarizia, avidità, per dire. E quelle non vengono rimproverate. Quando mai orgoglio, arroganza vengono rimproverati, appuntati con dito, e sono peggio. O l'egoismo, quando viene rimproverato, non è una cosa molto visibile, come chi si ubriaca o ha problemi amorali e così via. Ma cosa bellissima è che in un altro caso questo, lui dice passa sopra le nostre colpe, se ci rivolgiamo possiamo essere purificati, giustificati, liberati, cambiati. E questo è una grande bella cosa, anche se dico, le parole che abbiamo letto stasera non sono popolari e sono in contrasto radicale, abissale con i costumi della società di oggi, che è diventata la società, oggi, non 40-50 anni fa, la società di Sodoma,
che ha le stesse caratteristiche il mondo, ma anche a livello nazionale, del mondo che era all'epoca di Lot. Grazie per la vostra attenzione.